C'è la torta, ci sono gli invitati e c'è pure la canzoncina degli auguri per il primo compleanno del mercato coperto di Campagna Amica a Mestre. Ma soprattutto ci sono i clienti che arrivano anche da lontano per acquistare i prodotti delle aziende che fanno capo a Coldiretti. Il mercato nelle città è nel DNA dei veneti, sia di quelli che fanno la spesa che di quelli che portano in centro i prodotti che hanno coltivato con amore e passione. Festa grande quindi a Mestre per il primo anno di vita del mercato coperto e sentite cosa ne pensano i visitatori. Auguri al mercato, auguri alla Coldiretti che ha permesso insomma, questa bella iniziativa nel centro di Mestre. Io vengo qui quasi ogni sabato perché trovo prodotti fantastici e soprattutto ho il piacere di conoscere le persone che li coltivano. Per ogni cliente contento c'è un operatore soddisfatto per il rapporto che si viene a creare nel mercato. Ci troviamo bene, i clienti vengono a trovarci i giorni che ci siamo, volentieri. È una cosa che fa piacere. In un anno la realtà di Coldiretti in centro a Mestre è diventata un punto di riferimento per la città e per il territorio. Qui si trovano prodotti del territorio, chilometro zero delle nostre aziende agricole veneziane che possono in qualche modo vendere e dare qualità al cliente. La consapevolezza di poter conoscere la filiera al millimetro è un punto di forza per la struttura. È una struttura che comunque in quest'anno ha visto tantissime persone del territorio frequentarla e soprattutto la cosa più importante è che le persone sanno cosa mangiano. E anche gli imprenditori agricoli si rendono conto dell'importanza del progetto. Non è facile partire in centro a Mestre con una nuova iniziativa commerciale dove già c'è di tutto e di più, ma qui vince la distintività dei prodotti agricoli del territorio che abbiamo proprio chi li produce che ci mette la faccia anche per venderli. Una proposta che verrà ripresa e adeguata a molte altre città. Noi nei nostri mercati tradizionali oramai si sono espansi su quasi tutti i centri dei comuni. Oggi siamo partiti un anno fa con questa esperienza che vogliamo traslare nei centri delle principali città di Venezia.